elementi utili per una valutazione di impatto sanitario. Ogni inceneritore, bruciando materiali combustibili, perché non posso bruciare metalli, non posso bruciare ciò che non brucia, devo metterci delle sostanze combustibili. Queste sostanze combustibili inevitabilmente producono ossidi di carbonio, polveri, acido cloridrico, anidride solforosa, ossidi d'azoto, composti organici volatili, metalli pesanti di vario genere e inevitabilmente diossina se ho materia organica di partenza insieme con cloro, cosa che è inevitabile. Queste sostanze, dal punto di vista della valutazione di impatto sanitario, non devo considerarle come quello che esce, ma devo considerare quello che diventano attraverso la catena alimentare. Questo è un gravissimo errore che non viene mai calcolato nella valutazione di impatto ambientale e che invece dovrebbe essere considerato nella valutazione di impatto sanitario. Cerco di spiegarmi. Se io produco quantità di polveri, di metalli, di idrocarburi policiclici aromatici e di diossine ben al di sotto dei limiti di legge, questo non significa che l'impatto sanitario non sarà grave. Perché? Perché inevitabilmente quella quantità che può essere dell'ordine, per esempio, delle diossine di qualche picogrammo per metro cubo o meno di un picogrammo per metro cubo, attraverso la catena alimentare si concentra passando da un valore basso a livello di matrice del suolo dell'acqua a un valore crescente passando dalle piante agli erbivori ai carnivori. Questa è una cosa ben nota. I PCB sono stati studiati ancora negli anni 70 e 80 nei laghi e nei fiumi e si è visto come da un valore per esempio 0,01 parti per milione nel fitoplancton, attraverso la concentrazione lungo la catena alimentare si arriva a 0,1 nello zooplancton, a 1 nel pesce che mangia lo zooplancton, a 4,5 nel pesce che mangia il pesce, per arrivare a valori di 100 nelle uova di gabbiani che hanno mangiato quell'ultimo pesce. Perché? Perché queste sostanze sono liposolubili, o comunque se sono in grado di concentrarsi in una parte, in un tessuto del corpo, una volta mangiate vengono inglobate totalmente nel nuovo organismo, ma ogni organismo mangia cibo in quantità molto maggiore del suo peso corporeo e di conseguenza tutto quello che mangia nell'arco del tempo in cui quell'inquinante è presente nella matrice territoriale si accumula nel suo corpo. La diossina dura 10-20 anni, viene prodotta in continuazione dall'inceneritore e non è importante sapere quant'è la concentrazione per metro cubo, è importante sapere quant'è la quantità assoluta nell'arco di 10 anni, perché è questo che determinerà l'impatto sanitario ed è questo che attraverso la catena alimentare determinerà una concentrazione. Come vedete qui in questo schema, da un inceneritore al campo, alla mucca, alla donna, cresce, e questi sono come le diossine interferenti endocrini, cioè bastano concentrazioni bassissime per avere effetti. I limiti che vengono dati in uscita come emissioni non sono limiti che garantiscono rispetto al danno alla salute. Pensate che per le diossine siamo a 2 picogrammi oggi per chilo di peso corporeo, cioè miliardesimi di milligrammo, ma attualmente noi abbiamo una situazione paradossale che mentre nel latte vaccino che voi comprate al negozio il limite di legge è di 6 picogrammi per grammo di grasso del latte, nel grasso del latte delle donne di Germania, Italia e altri paesi è dell'ordine di, in media in Italia 27, intorno a Brescia, dove c'è l'inceneritore più famoso d'Italia e dove abbiamo attività industriali varie, è di 147, rispetto a un limite di legge di 6 per il latte vaccino. Capite che siamo, questo è di nuovo, non possiamo fare un discorso di limiti di emissione, ma di valori assoluti e distribuirli sulla popolazione attraverso l'accumulo della catena alimentare. Lo stesso discorso, e concludo, vale ovviamente per le polveri sottili. Le polveri sottili inevitabilmente aumentano malattie e la provincia di Treviso, come tutto il Veneto e come tutta la pianura padana, è già oltre i limiti. Inevitabilmente noi
ci troviamo ad avere un incremento significativo per ogni incremento di polveri sottili di malattie quali malattie dell'apparato respiratorio, tumori e malattie degenerative in genere. Concludo con questo dato perché mi pare sia una delle cose più sconvolgenti, se volete. Nel corso degli ultimi decenni c'è un incremento costante di tumori nei primi 3 anni di vita. Questi tumori non sono dovuti all'esposizione dei bambini, sono dovuti alle esposizioni delle madri. E noi non possiamo permetterci, nel corso della loro vita, di esporre le donne a una condizione da mettere in rischio la vita dei nascituri e le condizioni nascituri. Abbiamo una quantità crescente di tumori che sono, nel caso per esempio italiano, più alti come crescita nei bambini nei primi 3 anni di vita, però torno un attimo indietro, nei primi 3 anni di vita rispetto al resto d'Europa. Se guardate l'andamento, vedete poco purtroppo, ma quella curva va in alto fino a 3 anni, scende all'età di 10, risale all'età di 16. Perché? Perché fino a 3 anni c'è l'effetto di quello che è stato trasmesso a livello fetale. Poi c'è il calo, dopo c'è l'effetto, dopo i 15 anni, dell'esposizione diretta. E poi quello cresce purtroppo, ma con l'età. Purtroppo anche nel Veneto studi fatti sul registro tumori nella provincia di Venezia, che però hanno dimostrato come questo sia generalizzabile, ha dimostrato effetti per cui gli inceneritori incidono sulla salute dei cittadini e del resto sia gli studi francesi sia gli studi americani hanno messo in evidenza che attorno agli inceneritori vi è un incremento di malattie degenerative e di tumori. Tutto questo dovrebbe essere preso in considerazione in una valutazione di impatto sanitario e per questo io credo fondamentale che venga attuata un provvedimento normativo sulla valutazione di impatto sanitario che faccia obbligo di tener conto di tutto questo insieme di problematiche e che parta sempre dall'ipotesi posso o meno fare a meno di quell'opera.